Decadenza Todde, decisione tribunale e futuri scenari. Che destino attende la Sardegna e la sua presidente, Alessandra Todde, dopo la recente sentenza del tribunale? Un'ombra di incertezza legale e politica si è addensata sul futuro della regione Sardegna. Tutto è iniziato con le contestazioni sulle spese sostenute dalla presidente Alessandra Todde durante la sua campagna elettorale per le regionali del febbraio 2024. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, già il 3 gennaio scorso, aveva emesso un'ordinanza di ingiunzione di decadenza, ipotizzando presunte irregolarità nella rendicontazione e prevedendo persino una multa di 40.000 euro. Tra le contestazioni mosse dai giudici del collegio elettorale, emergono la mancata apertura di un conto corrente dedicato alla campagna e l'assenza di un mandatario elettorale. Elementi considerati fondamentali per garantire la trasparenza dei finanziamenti. La presidente Todde ha deciso di impugnare quell'ordinanza e ha presentato ricorso al Tribunale Civile di Cagliari. L'udienza conclusiva si è tenuta il 22 maggio. Il Tribunale, con la sentenza emessa dal Collegio della Prima Sezione Civile presieduto da Gaetano Savona, ha respinto il ricorso di Alessandra Todde. Nel testo si legge che sono emerse violazioni sostanziali e gravi. Il Tribunale ha esplicitamente disatteso la tesi della difesa di Todde secondo cui la legge nazionale sulle spese elettorali non sarebbe applicabile alle regionali sarde. Ha anche chiarito che la Presidente era tenuta a presentare la dichiarazione di spesa e il rendiconto, anche se le spese sono state gestite da un comitato elettorale, perché ha ricevuto i fondi proprio da questo soggetto. Il fatto addebitato alla ricorrente è nitido ed è costituito dal non aver presentato la dichiarazione di spesa e il relativo rendiconto, conclude il giudice. Ma la stessa sentenza contiene una precisazione di importanza cruciale. I giudici scrivono che non rientra nella competenza del collegio di garanzia, né del tribunale che ha esaminato il ricorso, pronunciare l'eventuale decadenza. La competenza, per legge, è rimessa al Consiglio regionale. L'organo di controllo e poi quello giurisdizionale hanno il compito esclusivo di accertare la violazione delle norme sulle spese elettorali. Questo accertamento, una volta effettuato, come fatto dal Tribunale, rimane insindacabile dal Consiglio regionale, ma sarà quest'ultimo ad assumere le sue decisioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede. La reazione della presidente Todde non si è fatta attendere ed è stata ferma. Ha annunciato immediatamente che impugnerà la sentenza. Ha dichiarato di rispettare il ruolo dei giudici, anche se non condivide la loro decisione in questo caso. Crede fermamente nello Stato di diritto e nel diritto a difendersi nel processo. La Presidente è convinta che le violazioni contestate non sussistono, citando valutazioni che ritiene fatte dalla Corte dei Conti e dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Ha sottolineato che la sentenza stessa dice che il collegio di garanzia era incompetente a esprimersi sulla decadenza, un punto che lei aveva sollevato e su cui ritiene di aver avuto ragione. Nonostante ciò, vede diversi punti discutibili e controversi nella sentenza, come il ragionamento sulla proporzionalità della sanzione e il passaggio paradossale che la riterrebbe obbligata a rendicontare in prima persona pur non avendo speso nulla, dato che i fondi sono stati gestiti dal comitato. Con determinazione, ha affermato di essere nel pieno delle mie funzioni e di volerle onorare fino in fondo, ribadendo con forza vado avanti. Descrive la situazione come una battaglia che si combatte lì, nei tribunali. Di tutt'altro avviso le opposizioni di centrodestra. La sentenza, per loro, conferma che la legislatura è già morta dal punto di vista politico e ora anche dal punto di vista giuridico. Vedono nella decisione del Tribunale la conferma delle infrazioni contestate e parlano esplicitamente di accanimento terapeutico, invocando la necessità di ridare la parola agli elettori e porre fine a questa legislatura. E adesso, cosa succede concretamente? La sentenza del Tribunale è stata trasmessa al Consiglio regionale, che è l'organo competente per prendere la decisione finale sulla decadenza. Parallelamente, un altro appuntamento fondamentale è fissato per il 9 luglio. La Corte Costituzionale si riunirà per discutere un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro lo Stato. Si dovrà chiarire se la legge nazionale sulla decadenza degli amministratori fosse applicabile a una regione a statuto speciale come la Sardegna, proprio la legge utilizzata dai giudici del collegio elettorale per l'ordinanza iniziale. C'è anche un ulteriore elemento di incertezza.
Sebbene il Consiglio regionale debba esprimersi, l'eventuale appello annunciato dalla Presidente Todde potrebbe, secondo alcune interpretazioni, bloccare l'iter in attesa di un nuovo pronunciamento giudiziario. Tra decisioni giudiziarie, ricorsi annunciati e un pronunciamento costituzionale atteso, il futuro politico della Sardegna è più che mai complesso. Quale sarà il verdetto finale sulla presidenza Todde e sulla stabilità della legislatura sarda?